Credo che tutti chiedano che la Regione difenda il modello di sviluppo veneto, che non è un modello di sviluppo come ha la Francia, come la Germania, come hanno altri grandi paesi europei, e siccome su queste tematiche il confronto con l'Italia e con l'Europa è fondamentale, perché tu hai la direttiva Bolkestein che, se viene applicata come è stato fino adesso, pari pari ovunque, rischia di devastare l'agricoltura veneta, rischia di devastare la pesca veneta, rischia di devastare il turismo e il commercio veneto, perché è chiaro che noi abbiamo un modello di sviluppo che è diverso e quindi non puoi applicare delle direttive sulla pesca, sull'agricoltura, sul commercio, sulla libera concorrenza, che sono quelle pensate e scritte dalla Francia e dalla Germania, che sono tarate sul modello di quei paesi e che sono completamente diverse rispetto a quello che è la piccola e media impresa, l'artigianato e la cooperazione sociale del Veneto. E questo è un aspetto. L'altro è quello che la direttiva Bolkestein è pensata a un'Europa uniforme, dove tutti hanno la stessa tassazione, le stesse regole sul lavoro, le stesse regole sulla sicurezza e di protezione ambientale, e quindi c'è una giusta e libera competizione. Ma siccome così non è, perché noi abbiamo il costo del lavoro più alto, la tassazione più alta, la burocrazia più alta, se tu dici libera concorrenza fra tutta Europa, rischi che l'economia italiana e veneta in particolare venga massacrata dalla competizione europea, dove ci sono paesi che hanno tasse più basse, regole di produzione inesistenti, controlli inesistenti